Viva l'arte, o per meglio dire, arte viva. E già, perché quadri e dipinti non sono mai stati così realistici come durante lo spettacolo teatrale Il mistero dell'arte perduta, svoltosi al Teatro Remondini, organizzato dalla scuola primaria di Campese a Bassano del Grappa, che ha visto il coinvolgimento di allievi e docenti di Irigem, l'ente di formazione professionale. Le opere d'arte più famose, interpretate dagli studenti, si sono animate, spaventate dal nero che incombe veloce intorno a loro, per scappare dai più famosi musei del mondo e ritrovarsi tutti insieme alla ricerca di una soluzione per la sparizione dei colori e per la distrazione dei visitatori, incapaci di vedere la vera bellezza. 95 bambini sul palcoscenico hanno personificato alcuni tra i dipinti più importanti della storia, mentre nel backstage gli allievi del settore benessere della scuola Irigem si sono trasformati in Leonardo, Giotto, Michelangelo, Botticelli e chi più ne ha più ne metta per curare le acconciature e il make-up dei giovani attori. Tanta emozione, sorrisi e allegria che hanno permesso ai ragazzi piccoli e grandi di condividere momenti di confronto e di attesa, sperimentando la realtà del teatro in tutti i suoi aspetti. E a proposito di aspetto, grande successo ha riscosso proprio il lavoro svolto dal Trucco Parrucco.